Ciao Simone, buongiorno, tu sei un giovane attore padovano. Se questo è un Veneto, è il tuo primo monologo a teatro. Sì. Di cosa parla? Di un addetto di un'agenzia di valvole di Padova che va a Milano per lavoro e dei milanesi gli rimproverano il fatto che non è abbastanza veneto. Perché? Perché non parla in dialetto, infatti lui parla un italiano perfetto. E la premessa parte tutta da qui, c'è poi una riflessione su cos'è davvero un veneto, cioè che cos'è che ci caratterizza come veneti. E da questo nasce lo spettacolo. E da questo nasce lo spettacolo, sì. Mio nonno ci raccontava sempre di questo Schwarzenbach, che è un capo politico svizzero di un partito chiamato Nazionale Aktion gegen Überfremdung von Volk und Heimat, azione nazionale contro l'alienazione della gente e della patria, ed era riuscito a farsi eleggere in Parlamento con slogan semplici e diretti come «Gli italiani ci rubano i lavori migliori! Gli italiani occupano i nostri posti negli ospedali!» Ed era riuscito a far promuovere un referendum per cacciare via tutti i migranti al grido di «Prima gli svizzeri!» Facciamo tornare gli italiani indietro sui loro barconi. È in qualche modo anche uno spettacolo sui migranti. Sì, lo è. Il nonno del protagonista, che è una figura molto importante per lui, ha lavorato per molto tempo in Svizzera e appunto racconta delle discriminazioni che subiscono questi migranti italiani, e la cosa lo segna profondamente, e tanto che è tornato in Italia quando sentiva parlare di queste discriminazioni riguardo anche da parte nostra verso i migranti che vengono qui in Italia, si metteva in mezzo a difenderli. Io ho un sacco di persone che mi hanno seguito, che sono Cristina Iovita alla regia e soprattutto Michele Fratucello, senza cui questo spettacolo non sarebbe mai potuto esistere, che è il drammaturgo. Tu hai 27 anni, sei molto giovane, ma come sei arrivato a questo tuo primo spettacolo da solo sul palco? Allora, io mi sono formato a Venezia, presso l'Accademia Teatrale Veneta, ma il mio percorso parte da molto più indietro, dalla seconda media per esattezza, e abbiamo fatto un laboratorio con le scuole, grazie a una compagnia di piove di sacco che si chiama Barabao Teatro, e da lì io sono partito, mi è scattata proprio questa scintilla. Era, sì, era il mio posto. Il tuo posto. Quello è il mio posto, sì. Che cosa provi quando reciti? Ma è strano, non so, credo sia una cosa molto buddista forse, cioè raggiungo lo zen come. Ti senti bene? Sì, mi sento molto bene. Se questo è un Veneto, Simone Babetto, buongiorno Mattino. Buongiorno Mattino!